Caro Giorgio, bella giornata oggi. Stupenda. A parte il mio mal di gola. Senti, allora ci ricordiamo che c'è stata quella volta quell'incontro al consorzio LASA dove parlavate del nuovo consorzio di Chioggia, dove tu sotto telecamera hai fatto una dichiarazione allora abbastanza impegnativa che dicevi che speravate che ci fosse una continuità amministrativa per le prossime elezioni. Sei sempre di quell'idea? Sono sempre di quell'idea. Questa mia posizione nasceva da una considerazione molto semplice, Andrea. In un momento di grandissima difficoltà per Chioggia, come è manifesto, pensare di ricominciare ogni volta da capo con nuove persone, ancorché brave, la vedo una cosa che fa perdere tempo alla città. Quindi quando io dissi e dico oggi un'unità amministrativa, non mi riferisco a una coalizione di un colore piuttosto che un altro, ma a un sindaco che comunque rappresenta bene Chioggia fuori, forse a livello locale ha bisogno di alcuni rappresentanti del territorio, magari in giunta, piuttosto in associazioni, che non ci sono stati presenti, e quindi convergere sul nome che possa rappresentare bene Chioggia fuori. Ti faccio un esempio banalissimo. La regina Elisabetta rappresenta la monarchia, ma governano altri. Quindi probabilmente andavo a trovare qualcuno che a fianco di Casson, e questo va al di là dell'appartenenza politica, lo aiutasse in questa sua funzione. Io ho l'impressione che oggi ci si perde alla ricerca di un altro sindaco, legittimo, giusto, no, quant'altro, che però diventi di fatto un oggetto in mano di pochi. Io ho questa impressione. L'impressione degli imprenditori che vanno in campo, no, sono contrario. Io ritengo che la politica sarebbe giusto come una volta la facessero i politici, magari con un po' di esperienza, come si faceva a suo tempo, l'esperienza nei partiti, PC piuttosto che DC piuttosto che PSI, non che ci improvvisiamo tutti quanti oggi amministratori. Non funziona così. Lasciamo che gli imprenditori facciano gli imprenditori, e anche su questo avrei molto da ridire, nel senso che, se mi permetti un passaggio non polemico, io ritenevo che l'ultimo doge di Venezia fosse Manin, che tu sai non era neanche veneziano, era friulano tra l'altro, ed era proprietario della zecca, 70% della zecca era sua. Hai quell'impressione che a Chioggia si rincorri un novello doge veneziano che non è di Venezia, ma che ha la zecca, e la dice lunga anche sul profilo imprenditoriale. Ma io direi di terminare qui, insomma, Grazie. queste tue affermazioni che sono simpatiche da una parte e dall'altra, diciamo, un po', Voglio un dire. po' forti. Quindi ho tantissimi nemici, oggi ne avrò qualcuno in più, e vabbè, me ne farò una ragione. Grazie Andrea, buon Grazie lavoro. a te.